Ciao ragazzi, ciao nuovamente dopo un po' che non ci si vede, sempre donna viva vivissima. Questa volta vi racconto del delicato passaggio della mia ricerca che ha indagato tutte le 7 leggi naturali e quindi anche l'ultima è occulta, quella della cura. Ha trovato, diciamo, in seno alle leggi naturali proprio 7 strumenti, come se fossero la valigetta di un medico, di questa cura. Quindi, arrivata a indagare tutte e 7 le leggi, si approda a questa specie di limbo di passaggio che mi porterà poi a indagare come queste 7 leggi si trascendono. Quindi io riuscirò a trascendere le 7 leggi solo se saprò utilizzarle come strumenti di cura. Con la cura abbiamo detto siamo all'8° livello, quindi abbiamo compiuto un'ottava e quando compiamo l'ottava si ha generalmente un episodio nella vita o di chiusura di un settenario o di una guarigione e quindi di una rigenerazione del toroide. Questi 7 strumenti di cura forniti quindi dalle leggi naturali sono degli strumenti armonici che hanno a che fare molto con la musica, come già abbiamo visto, e già la cura ci sdogana, ci traghetta nel mondo dell'arte, che vedremo poi coagularsi proprio nell'atto di trascendenza di queste 7 leggi. Ma andiamo a vedere come le 7 leggi naturali diventano strumento di cura. Partiamo proprio dalla prima legge, che è quella del mentalismo. Come il mentalismo diventa strumento di cura, tanto da consentirmi poi di trascenderlo. Il mentalismo diventa strumento di cura nel momento in cui lo uso come equilibrio tra il maschile e il femminile, quindi attraverso la consapevolezza maturata dalla conoscenza, che ha origine dall'informazione. Lo ripeto, i passaggi sono informazione, conoscenza, comprensione, consapevolezza. Io riesco a equilibrarmi. Quindi scelgo di essere qualcuno che porta nella realtà una generazione. Vediamo come quindi la legge del mentalismo è così collegata a quella del genere proprio perché il pensiero genera. Diremo nell'ottava superiore, nel momento in cui trascenderò le 7 leggi, che invece proprio il pensiero sarà creatore, come tutte le altre leggi. Come la legge della corrispondenza diventa una reale medicina, una medicina di guarigione, come metto la legge delle conoscenze dentro questa valigetta del medico, quando la corrispondenza mi consente di co-creare con l'esistente, in quanto io realizzo di essere una parte del tutto, un frattale del tutto che somiglia al tutto, come in un ologramma. Quindi quando io riesco a fare questa operazione psichica e anche fisica di conseguenza, quando esco dal cosiddetto deposito merci dell'urbe. Infatti questo sdoppiamento artificiale rispetto alla nostra unità psicofisica e quindi anche rispetto alla capacità di corrispondere all'unità e anche somigliare, nasce proprio nel momento in cui abbiamo accettato di diventare, ci vesse dentro alcuni recinti, proprio quello il fenomeno, sto descrivendo il fenomeno dell'urbanizzazione. Quindi come chiamerei questo strumento del mestiere che mi fornisce la corrispondenza? Lo chiamerei proprio la capacità di accordarsi, quindi mi accordo a una vibrazione originaria e quindi mi riapproprio anche della mia visione, perché sappiamo che la corrispondenza ci suggerisce che come in piccolo in grande, come in alto in basso, come dentro e fuori. In altre parole, avendo a che fare con l'elemento luce, è come se questa corrispondenza che mi suggerisce come accordarmi mi facesse ritrovare la vera luce. Ma andiamo avanti. Come mettiamo la legge della vibrazione dentro questa cassetta degli attrezzi di questo medico curandero, dentro questa cassetta dei farmaci? Innanzitutto ritornando ovviamente alla vibrazione originaria del 432, perché sappiamo che rispetta l'andamento dei salti di ottava e probabilmente anche rispetta l'esistenza di alcuni armonici che invece con la quadratura 440 non si verificherebbero. Ma diciamo la parola che utilizzerei come farmaco è quello della risonanza. Letteralmente la vibrazione, se è intonata, mi fa risuonare con l'universo.
Quindi abbiamo detto fino adesso in questa valigetta abbiamo l'equilibrio, l'accordo, la capacità di risuonare. Andiamo avanti. Come la legge della polarità mi consente di mettere una nuova medicina dentro i ferri del mestiere del guaritore. Sappiamo che la polarità ha questa caratteristica di sciogliere e coagulare, il famoso solve et coagula, e quindi ci consente a un certo punto di chiarire attraverso il cuore, attraverso l'amore e il perdono e attraverso la capacità di viaggiare attraverso un viaggio inferico. E quindi la parola che utilizzerei, il farmaco che utilizzerei è la centratura, quindi la polarità mette nella cassetta degli attrezzi del guaritore la capacità di centrarsi. E andiamo avanti. La legge del ritmo cosa mi consentirà di fare in questi miei processi di cura e quindi di guarigione? Se nell'eventualità in cui io capisco cosa vuol dire riaccordarsi ai calendari naturali, quindi alla mia stessa natura, ai miei ritmi, acquisisco grazie alla legge del ritmo la capacità di rigenerarmi, quindi quello che potrebbe essere uno stato di grazia, di assoluta fusione, di consonanza. Quindi la legge del ritmo mi suggerisce, mi dona il farmaco della rigenerazione. E come ancora la legge della causa-effetto, quella famosa legge karmica, mi dà ulteriore apporto a questa nuova farmacologia. Innanzitutto la causa-effetto mi dà la possibilità di rigettare il karma altrui, e mi dà la possibilità di recuperare le mie memorie, proprio per scongiurare la possibilità che io possa ripetere sempre gli stessi errori. Se ci pensiamo, i cicli storici hanno questa caratteristica. Pensiamo a quanto abbiamo affrontato proprio l'eterodirezione anglo-americana della politica italiana in tutte le sue forme, e di come noi effettivamente non ci siamo mai accorti di ripetere l'errore di sottometterci a questa eterodirezione. Quindi questo vale per gli eventi storici come per quelli psichici profondi, come per quelli karmici. E allora cosa mi consente di fare la legge di causa-effetto? Mi consente di fare un viaggio nel tempo per reincollare i miei frammenti, quelli sparsi nella mia memoria, e quindi non ripetere più tutti gli sbagli del passato, scusate. Come chiamerei questo farmaco? La capacità di scusarsi. Ed infine abbiamo il genere, le pillole omeopatiche che ci consegna la legge del genere sono la capacità di scegliere, creare o co-creare, quindi manifestare. E quindi con questo abbiamo indagato, diciamo, le pillole della cura, attraversato, ripeto, l'uso, essendo diventati avvezzi all'uso di questa farmacologia, possiamo saltare all'ottava superiore, alla quinta ottava, quindi dalle leggi naturali del mentalismo, corrispondenza, vibrazione, polarità, ritmo, causa-effetto e genere, andremo a un'altra finca che vi illustrerò presto. Ciao ragazzi, abbiamo quindi indagato questa nuova farmacopea che viene fornita dalle leggi naturali quando si trattano attraverso la cura. La cura è del resto fondamentale per fare il cosiddetto salto di ottava, approdare alla quinta ottava, che è quella della creazione. Non vi è creazione senza cura, e questo gli artisti lo sanno molto bene. Cosa dobbiamo fare per saltare di ottava? Innanzitutto dentro la quarta ottava, cioè quella stricto sensu delle leggi naturali, capire come queste leggi effettivamente trascendono una dentro l'altra e come queste leggi trascenderanno nei contenuti della colonna della creazione che vedremo fra un attimo. Un anno è troppo. Allora, come si trascendono queste leggi una dentro l'altra? Perché sappiamo che le leggi si contengono una dentro l'altra, come la cura stessa, che è l'ottava legge occulta, le contiene tutte una dentro l'altra. Allora, io trascendo la legge del genere in quella della causa-effetto quando comprendo perché ho generato. Io trascendo la legge della causa-effetto in quella del ritmo quando le risposte alle mie domande arrivano prima, perché sappiamo che la causa-effetto è la legge del perché.
Quindi ritmicamente le risposte ai miei perché arrivano prima, perché ho più consapevolezza attraverso la cura. Come viene trascesa la legge del ritmo in quella della polarità? Quando, grazie al ritmo, quindi questa ciclicità continua, si annullano gli opposti. Come si trascende la legge della polarità in quella della vibrazione? Quando effettivamente io riesco a aumentare il mio stato di presenza. Come si trascende la vibrazione nella corrispondenza? Quando capisco che quella precedente vibrazione genera le forme, l'abbiamo visto con la cimatica. Come trascendo la legge della corrispondenza in quella del meccanismo? Quando capisco che posso co-creare proprio perché sono un frattale di un'unità più grande, quindi somiglio per creare, ma non emulo. Come la legge del mentalismo si trascende in quello della cura quando sono capace di avere un'attenzione che trascende il tempo e lo spazio. Quindi andiamo direttamente a esaminare, avendo capito che questa trascendenza ha il carattere di unire l'immanente o manifesto col trascendente e l'essenza, come andremo a saltare letteralmente in questa quinta ottava. Ve lo leggo, letteralmente diventiamo da generatori a creatori ed ecco che la legge del genere, ricominciamo dal basso stavolta, quindi andiamo dalla immanenza verso la trascendenza, sarà trascesa direttamente nella conoscenza. Del resto abbiamo visto come i massoni mettono questa famosa G del genere dentro il loro compasso, ma a una lettura più approfondita questa G diventerà proprio quella dell'agnosi, quindi della conoscenza. Come trascendo la causa-effetto nella quinta ottava dell'arte dei creatori. La causa-effetto, quando viene trascesa e quindi diventa uno strumento che noi riusciamo a controllare, a gestire, la causa-effetto diventa sincronia, quella di cui ci parla Jung, la serendipità per esempio. Come trascende alla quinta ottava la legge naturale del ritmo che appartiene alla quarta ottava. Il ritmo trasceso diventa quiete, cioè abbiamo sempre un movimento verso il centro, sia un movimento verso il centro dal genere alla conoscenza, sia un movimento verso il centro dalla causa-effetto alla sincronia, sia un movimento verso il centro dal ritmo alla quiete. È come sempre se le dinamiche di lontananza si risolvono in dinamiche di vicinanza. Come trascendo la legge della polarità all'ottava dei creatori e della creazione, la trascendo attraverso la capacità di trasmutare ogni cosa. Pensiamo al cuore che trasmuta al centro e il sangue venoso in arterioso. Come la legge della vibrazione viene trascesa alla quinta ottava dei creatori attraverso la verità di cui abbiamo ampiamente parlato. Vi ricordate la scala di Arezzo e la capacità di sciogliere l'inquinamento dalle labbra re? E in vibrazione ovviamente siamo molto centrati, la verità è un sintomo di quanto noi siamo centrati. Come andiamo a trascendere la legge della corrispondenza in quella della quinta ottava, la trascenderemo attraverso la chiarezza. Se io ho ben chiaro di somigliare a qualcosa che come in alto e in basso, come fuori e dentro, come piccolo in grande, avrò tutto molto chiaro, tanto che sarò capace di chiudere quei cicli famosi del ritmo e chiaro vedere, cioè prevedere le azioni nel futuro fino a annullare questa dinamica e avere adesso nel presente una certa chiarezza di vedute, se non appunto, come dicevo, chiaroveggenza. Come trascendo il mentalismo alla quinta ottava dei creatori, degli artisti, lo trascendo in equilibrio, perché si creerà dentro di me un pensiero sempre più equilibrato tra il maschile e il femminile, fra l'analitico e l'analogico, fra l'emotivo e il razionale, e questo equilibrio farà di me un generatore di realtà, un generatore di figli, anche fisici, anche psichici, e figuriamoci se non intellettuali. E come infine trascendo l'ottava legge occulta della cura direttamente nella finca della creazione, proprio nella creazione, è la legge della cura che si fa trascendere nella creazione.
Quello che abbiamo fatto trascendendo è, ripeto, utilizzare le leggi dopo averle conosciute, dopo averle gestite a fondo e comportandoci con la volontà di ridurre la distanza fra spirito e materia, ridurre la distanza fra immanente e trascendente, fra essenza e manifestazione. Ora, quel che ho capito è che in realtà questo processo che avvicina sempre più al centro, come dicevamo, nella quinta finca ci sono tutti i processi di centratura oltre la cura, ti fanno capire qual è la simulazione della falsa matrice da invece la capacità di vivere una vera matrice. La vera matrice è monofocale perché corrisponde a te e tu hai un centro attraverso il quale nascono le tue opere, ma anche attraverso il quale restituisci all'origine informazioni che hai appurato, che hai verificato durante la vita. Quando non hai la capacità di ritornare al centro, quindi né di generare, creare attraverso il centro, né di restituire informazioni attraverso la tua centratura, probabilmente sei dentro una manipolazione, una falsa matrice bifocale, che è quella della cosiddetta dualità. Ecco perché chi gestisce dall'alto ha tutto l'interesse a mantenerci in un regime duale, cioè come se nel toroide noi dovessimo sempre abitare la scorza del toroide e mai andare alla sorgente di quello che noi produciamo alla periferia di questo toroide, che è il cuore unito alla mente. Allora, quali sono le differenze fra questa vera geometria monofocale e la falsa geometria bifocale? E quindi che tipo di discernimento dobbiamo fare a livello mentale per riconoscerla? Allora, direi che la vera geometria produce realtà con diritti, mentre la falsa geometria produce la finzione con privilegi. La vera geometria è originale, mentre la falsa geometria è una copia. La vera matrice è di chi è autentico e integro, mentre la falsa geometria bifocale è di chi imita ed emula. E ancora la vera geometria monofocale è di chi crede nel valore, mentre quella bifocale è di chi crede nella valuta. La vera geometria è di chi crede nell'uomo naturale, di chi è naturalmente morale, mentre la falsa geometria è di chi crede nell'autorità imposta. La vera geometria monofocale è di chi porge scuse e ringraziamenti, mentre quella falsa e bifocale è di chi rimedia col denaro. La prima è di chi prende e dona il necessario, la seconda è di chi ruba materialmente e spiritualmente. La prima, la vera matrice monofocale, accetta la diversità, mentre la seconda accetta solo la diversità nei termini con cui ti suggeriscono di accettarla. La prima geometria usa la mente superiore detta coscienza, la seconda usa la mente inferiore detta incoscienza. Nella vera geometria monofocale abbiamo una realtà pleromica. Per chi ama lo gnosticismo capirà cosa voglio dire. La falsa geometria bifocale invece è ilica e psichica, cioè è legata alla materia o alle convinzioni della mente inferiore. La vera geometria monofocale produce informazione, mentre la falsa geometria bifocale produce oblio. La vera geometria monofocale comprende il riconoscimento, quindi anche il rispetto dell'opera dell'altro, mentre la falsa geometria bifocale cerca notorietà. Nella prima geometria vediamo dall'altro un toroide. Quel toroide prodotto dalla geometria monofocale è un toroide integrato nel suo elettromagnetismo, nella sua parte maschile e femminile ed altro, mentre il toroide generato da una falsa geometria bifocale è un toroide svuotato. Ripeto quindi come si trascende dalla quarta ottava alla quinta, quindi come le leggi naturali si trascendono in leggi della creazione, quindi come dal mondo della prova e errori, il cosiddetto mondo apofatico, cioè dove io imparo cadendo, balziamo nel mondo della coscienza, del sapere catafasico, cioè dove io so implicitamente, con grande intuito e anche un quoziente distinto, cosa è bene per me. Allora, ripeto,
il genere trascende in gnosi o conoscenza, la causa-effetto trascende in sincronicità, il ritmo trascende in quiete, la polarità trascende in trasmutazione, la corrispondenza trascende in chiarezza, il mentalismo in equilibrio e la cura in creazione. Se ci pensate, creazione, equilibrio, chiarezza, verità, trasmutazione, quiete, sincronicità e gnosi sono tutte arti. Così noi creiamo con coscienza. La creazione con coscienza è la base della vera arte. Un abbraccio a tutti.